canto numero 88. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Terza domenica del tempo ordinario. La nostra vita di credenti è una continua conversione dal peccato, come è avvenuto per i niniviti. A volte siamo invece sollecitati a convertire le nostre aspirazioni e capacità, già positive e fruttuose, per metterle al servizio del Vangelo. È ciò che è avvenuto per alcuni pescatori di Galilea, chiamati da Gesù a divenire pescatori di uomini. Oggi la Chiesa ci esorta a considerare la Domenica della Parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve, d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini.
e subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca coi garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. La domenica, giorno del Signore e della creatura credente e praticante, è il santo giorno in cui si rinnova la fede della Chiesa. La comunità cristiana celebra il dono di Dio, sorgente inesauribile di vita nuova, con il corpo e il sangue di Cristo. A sua volta l'uomo di fede presenta una sua offerta, il pane e il vino, e lo Spirito Santo li consacra con la sua potenza per diventare sacramento di salvezza. La liturgia eucaristica inizia col canto preghiera dell'assemblea riunita per rinnovare il memoriale compiuto da Gesù assieme ai suoi apostoli nel cenacolo prima della preghiera nell'orto del Getsemani, prima della cattura di Gesù da parte dei soldati guidati dal traditore Giuda, prima del processo fatto dal Sinedrio, il tribunale giudaico, prima della condanna a morte da parte di Pilato e prima del viaggio al Calvario portando la croce, prima della crocifissione e morte al centro di altri due condannati, il buon ladrone che invoca il perdono e la salvezza, il cattivo ladrone che lo insulta. Fratelli e sorelle, riconosciamo nel santuario di Dio la grandezza della santità del Figlio di Dio e di Maria e la forza e lo splendore di grazia che Gesù riversa sugli uomini di tutta la terra, animati dalla buona volontà all'obbedienza di Dio. Oggi, terza domenica del tempo ordinario, ricorre anche la giornata della parola, non la parola dell'uomo, ma la parola di Dio. A Giona, che si era sottratto al comando di Dio di predicare la conversione dei Niniviti, al secondo invito da parte del Signore, pur malvolentieri, predica il castigo di Dio alla città di Ninive. I Niniviti non restano insensibili alla parola di Giona fatta in nome di Dio. Accolgono l'appello alla conversione, fanno penitenza vestendo di sacco, bandendo un digiuno. E Dio, vedendo le loro opere buone e la conversione della loro condotta malvagia, si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. La parola di San Paolo ai Corinzi proclama che la scena di questo mondo ha un tempo limitato. L'uomo, il cristiano in particolare, deve avere il senso di questa precarietà. Per questo deve pensare a ciò che è giusto e che rimane dopo la fine. Godimenti, possessi, sofferenze, uso delle cose del mondo, tutto si trova sotto l'imminenza della venuta del Signore che unicamente conta e che è il giudizio di tutte le situazioni in cui vive l'uomo. Alla fine, come vorremmo essere trovati? Per la condanna eterna o per la salvezza eterna?
Credo che tutti ne siamo convinti per la salvezza eterna, nel giudizio ultimo che ci farà il Signore. Per possedere la salvezza, la Chiesa in nome di Dio ci esorta a vivere in santità di vita, nell'obbedienza alla volontà di Dio che ci è proclamata dalla parola che Dio ci ha fatto conoscere dalla Santa Madre Chiesa. Ecco la ragione della nostra presenza e quanta sofferenza tanti uomini e donne cristiani non sono presenti a santificare la domenica, giorno del Signore. La parola che Dio ci rivolge è una parola che dobbiamo ascoltare, viverla. Convertitevi e credete al Vangelo. Perché queste parole non siano disattese, Gesù sceglie i ministri della Chiesa perché annuncino la sua volontà e si trovino pronti per un giudizio favorevole. Ecco allora Gesù che vuole avere discepoli, apostoli, che continuino la sua predicazione per portare la salvezza all'uomo. E camminando lungo le vie del mare, ecco che Gesù incontra dei pescatori e li invita ad essere pescatori non di pesci, ma pescatori di uomini. Dare all'uomo con la parola di Dio la speranza della vita eterna. Le verità della nostra fede sono la parola di Dio che vogliamo ascoltarla e viverla. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e per noi dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati,
aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, oggi è il tempo favorevole nel quale Dio cammina tra gli uomini e porta la sua salvezza. Attenti alla sua parola, chiediamo con fiducia la forza per rispondere da figli. Signore, accresci la nostra fede. Signore, accresci la fede. Per la Santa Chiesa, inviata ad annunciare a tutti i popoli Gesù Cristo Signore, la parola definitiva del Padre, noi ti preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Per i cristiani di tutte le chiese e confessioni, per chi lavora per quell'unità per cui il Signore Gesù Cristo ha pregato il Padre suo, noi ti preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Per i giovani che vogliono guardare al futuro con fiducia, per coloro ai quali parli nel silenzio, nel tempo dedicato all'ascolto della sua parola, noi ti preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Per quanti si agitano e hanno sempre fretta, per chi non sa far tacere i falsi maestri, per far coloro che voi raggiungete con la sapienza della sua parola, noi ti preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Per noi che partecipiamo a questa celebrazione, per essere edificati come comunità cristiana, fondata sulla parola e nutrita dal corpo e sangue del tuo Figlio, noi ti preghiamo. Signore, accresci la nostra fede. Padre Santo, che nel tuo Figlio, parola vivente, ci riveli le meraviglie del tuo amore e la profondità della tua misericordia, donaci un cuore sempre ardente nell'ascolto della tua parola di verità, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accogli, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. I nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi.
con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova vita, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agnese e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ci scambiamo un gesto di pace. La pace. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo. La comunione del tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia rimedio, difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sono degno di Santo 325. O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa i dispersi raduna. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane, come l'uva nel forchio si preme per un unico vino. O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa i dispersi raduna. Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore e i fratelli si trovano ad un'unica mensa. O
Chiesa i dispersi raduna. Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci, come l'albero stende nel sole i festosi suoi rami. O Signore, raccogli i tuoi figli. Nella Chiesa i dispersi raduna. O Signore, quel fuoco d'amore che venisti a portare, nel tuo nome divampi ed accenda nella Chiesa i fratelli. O Signore, raccogli i tuoi figli. Nella Chiesa i dispersi raduna. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Domenica della Parola di Dio, celebrata ogni anno dalla Chiesa per volere di Papa Francesco, per sottolineare l'importanza di questa rivelazione nella vita di ogni cristiano. Il Signore ci parla attraverso numerosi strumenti, ma principalmente attraverso la sua parola. Per essere chiamati cristiani dobbiamo conoscere e amare quanto il Signore ci comunica. Abbiamo una bella Bibbia in casa, il volume dei Vangeli. Non lasciamo alcuna giornata senza prendere in mano la scrittura
che ci nutre più dell'alimento quotidiano. Prossimamente, domenica prossima 28 gennaio, ci sarà la giornata mondiale per i malati di lebbra, malattia facilmente guaribile oggi con gli strumenti della medicina, ma ancora endemica in tanti luoghi del mondo. Domenica 4 marzo saranno offerte primole per aiutare il centro aiuto vita di Gemona. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe, di Sant'Agnese, vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Canto 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Questi giorni continuiamo la nostra preghiera perché si realizzi l'unità dei cristiani, quindi una semplice preghiera.